Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Di Casteldaccia, 5 operai morti erano scesi nella vasca per liberare la sonda di spurgo bloccata. Ricostruita la dinamica dell'incidente nelle fogne. Oggi a Palermo sit-in e sciopero per dire basta alle morti sul lavoro. La Procura di Palermo lavora per ricostruire la dinamica dell'incidente, sigilli al cantiere e alla sede della società che aveva il lavoro in subappalto. Si indaga anche sulla decisione degli operai di cambiare modalità di intervento al lavoro in corso, scelta che è costata la vita ai 5 uomini. A bordo di uno scooter investono e feriscono un poliziotto, poi scappano a folle velocità. Fuga da film nella zona della playa di Catania, fermati 2 minorenni inseguiti dall'elicottero che ha ripreso tutta la scena. Crisi idrica in Sicilia, il governo Meloni dichiara lo stato di emergenza, insoddisfatti gli agricoltori che chiedono interventi concreti per le campagne. A Librino da 4 mesi l'acqua si disperde. I cittadini esasperati hanno realizzato una mini diga e un singolare tracciato per deviarne il flusso. Patrick Zaki all'Università Core di Enna racconta agli studenti la sua esperienza di prigionia e tortura e la libertà ritrovata in Italia. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la tragedia di Casteldaccia. Gli operai morti erano scesi nella vasca per liberare la sonda di spurgo bloccata. È stata ricostruita la dinamica dell'incidente nelle fogne. Dopo ore di tentativi, all'improvviso il tappo di liquami che impediva il lavoro di aspirazione è saltato e una massa di liquami e gas ha investito e ucciso i lavoratori. Ci racconta tutto Marco Gullà. Travolti da un'improvvisa ondata di liquami e gas provocata dal loro intervento per liberare la fognatura da un'ostruzione. E questa la ricostruzione che diventa ora dopo ora più certa sulle cause della strage di Casteldaccia. Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell'incidente. 3 operai della Quadrifoglio Group sono scesi nella prima stanza dell'impianto fognario per cercare di sbloccare la sonda di spurgo che era bloccata. Dopo ore di tentativi, all'improvviso il tappo di liquami che impediva il lavoro della sonda è saltato e una massa di liquami e gas li ha investiti, facendogli perdere i sensi. Gli operai sono precipitati nella vasca 3 metri più sotto. La ricostruzione spiega perché i lavoratori della società che gestiva la rete fognaria per AMAP in subappalto si trovassero nell'impianto e non in superficie come prevedeva il contratto. Vedendo che i primi 3 operai non risalivano, sono scesi altri 3 colleghi, tra cui Giuseppe La Barbera, l'interinale che aveva mansioni di accertatore. Intanto il gas killer era risalito e li ha investiti uccidendo Epifanio Alsazia, 71 anni, il contitolare della ditta Quadrifoglio, Giuseppe Miraglia, 47 anni, Roberto Raneri, di 51, Ignazio Giordano, di 57 anni e appunto Giuseppe La Barbera, l'operaio più giovane. Un sesto operaio, Domenico Viola, 62enne, di Partinico, lotta invece tra la vita e la morte in terapia intensiva, intubato e in ventilazione per il gravissimo distress respiratorio. All'ospedale di Termini Imerese invece sono ricoverati 3 operai scampati alla strage. Uno di loro dice: ho sentito una voce che gridava aiuto, aiuto, venite qua e mi sono avvicinato. Non era la prima volta che intervenivamo, già in altre 2 occasioni abbiamo lavorato lì e non c'era questa situazione, stavolta è accaduto qualcosa. I figli di Ignazio Giordano, l'altro operaio deceduto, invece chiedono giustizia. Vogliamo capire da dove è arrivato questo gas che ha ucciso nostro padre. Sappiamo che è stato tra gli ultimi a scendere nel pozzetto e che aveva tentato di aiutare gli altri. Di certo sappiamo che è morto da eroe. E adesso si concentra sull'appalto e sulla decisione di cambiare le modalità di intervento al lavoro in corso, l'inchiesta sulla strage, i sigilli adesso alla sede dell'azienda oltre che al cantiere del depuratore dove è avvenuto il drammatico incidente sul lavoro. Il servizio di Manlio Viola. Sono stati posti i sigilli alla sede della Quadrifoglio Group di via Milano a Partinico. Si tratta dell'azienda a cui erano stati affidati i lavori per liberare la conduttura fognaria di Casteldaccia. Lavori che ieri si sono conclusi con una vera e propria strage costata la vita a 5 operai, fra cui il co-titolare dell'impresa, mentre un sesto è ancora in rianimazione. L'impresa non aveva avuto l'appalto direttamente dall'AMAP, l'azienda Acquedotto di Palermo che gestisce rete idrica e fognaria non solo nel capoluogo ma anche in decine di comuni della provincia.
provincia. Si trattava di un subappalto ottenuto dalla TEC, impresa appaltatrice per conto di AMAP. Dai documenti fin qui analizzati emerge però la conferma che il piano dei lavori non prevedeva che gli operai entrassero nell'impianto. L'inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese è coordinata personalmente dal procuratore Ambrogio Cartosio. Su disposizione della Procura di Termini chiaramente verifichiamo le testimonianze dei sopravvissuti, gli accertamenti che saranno fatti se sono stati indossati i dispositivi di sicurezza e se l'intervento era a norma. Ascoltato a lungo già ieri sera il direttore dei lavori, adesso l'inchiesta cambia però il suo focus. L'attenzione non è più sui dispositivi di sicurezza mancanti, visto che non era prevista la discesa in sotterranea, piuttosto bisognerà capire chi ha preso la decisione di intervenire dal basso in difformità rispetto all'appalto, scelta risultata poi fatale. La strage di operai a Casteldace, il dolore e la rabbia. Sciopero e sit-in. Le segreterie provinciali di Fillea, Filca, Feneal hanno proclamato 8 ore di sciopero con presidio davanti alla prefettura di Palermo. Servizio. Basta morti sul lavoro! Basta morti sul lavoro! Il dolore e la rabbia. Oggi è il giorno della protesta dopo la strage di ieri di Casteldaccia. I sindacati per oggi hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Si sono ritrovati tutti davanti alla prefettura di Palermo per chiedere per l'ennesima volta più controlli, più sicurezza, più fatti e meno parole. Una tragedia enorme, immane, che continua a porre al centro questo tema che noi da tempo spingiamo e manifestiamo da tempo per questo, che riguarda le morti sul lavoro. Una situazione non degna di un paese civile. La sollecitazione è venuta dal basso, dai luoghi di lavoro che hanno di fatto stanno attuando degli scioperi spontanei. Quindi c'è una reazione importante del mondo del lavoro, però questa reazione naturalmente non basta, non è sufficiente. Purtroppo assistiamo a un bollettino di guerra e in un paese civile nel 2024 è inaccettabile uscire di casa, andare a lavorare per un pezzo di pane e non tornare più. Non solo sindacati, tanti lavoratori presenti, c'è chi ha le lacrime agli occhi per quello che è successo ieri. Non è la prima volta che veniamo qua a gridare che non bisogna più morire sul lavoro, però le autorità competenti sembrano sordi, fanno pura demagogia, fanno finta di interessarsi, però intanto i morti continuano ad esserci. O cambiano le cose o proseguiremo a oltranza con le mobilitazioni per rivendicare la sicurezza nei cantieri, hanno detto in coro tutte le sigle sindacali. Avete sentito questi operai che gridavano basta morti sul lavoro, ma è lunghissima la scia delle tragedie in Sicilia. Pensate, sono 17 dall'inizio dell'anno le vittime, con un incremento del 50%. Nei primi 3 mesi del 2024 in Italia sono 191 gli operai morti. Ci fa il punto Giusy Lazzara. La Sicilia dove si muore di lavoro, la scia nera si allunga con la tragedia di ieri che fa salire a 17 le vittime dall'inizio dell'anno. Un più 50% rispetto ai dati del 2023. Nei primi 3 mesi del 2024 in Italia 191 i morti. Dietro i numeri ci sono operai, addetti che escono al mattino per guadagnarsi da vivere e non ritornano più a casa. La tragedia coinvolge anche le famiglie che non si danno pace per questi morti assurde. Nei primi 3 mesi del 2024, l'ultimo dato ufficiale dell'INAIL, gli infortuni fatali erano stati 10, uno in meno dello stesso periodo dell'anno prima, il 2023 nero del lavoro siciliano con 65 vittime. Una precarietà che pesa soprattutto nel settore industriale, nell'artigianato e in tutte le categorie produttive che hanno a che fare con edilizia, trasporti, logistica e macchinari. Ma l'altro dato che indica la gravità della situazione è l'età. 2 dei 10 incidenti mortali dei primi 3 mesi di quest'anno hanno riguardato ultra settantenni. Un'altra vittima aveva superato i 60 anni e altre 2 i 55 anni. Se si considera poi il numero di denunce di infortuni sul lavoro, se ne registrano 17 al giorno. Adesso cambiamo argomento. Sventata una maxi rissa in via Macheda nel centro di Palermo, una rissa che poteva sfociare nel sangue, nelle botte tra tunisini e bengalesi, bottiglie di vetro, un coltello, insomma una rissa per la quale sono dovuti intervenire i carabinieri e persino la polizia, il servizio di Roberta Lunghi.
Ancora una rissa a Palermo che senza l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe degenerata in tragedia. È accaduto nel fine settimana scorso in via Macheda. A sedare le botte tra tunisini e bengalesi nel tratto della zona pedonale più vicina alla stazione sono intervenute numerose pattuglie di polizia e carabinieri. Sarà tutto più chiaro dopo l'esame delle telecamere di sorveglianza della zona, ma secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe partito da un tunisino che avrebbe insultato e cercato di aggredire un uomo del Bangladesh. A quel punto altri connazionali del bengalese sarebbero intervenuti per dargli manforte, rischiando di scatenare una maxi rissa con coltelli e bottiglie di vetro. L'ultima rissa si aggiunge alla recente aggressione in via Quintino Sella, una delle strade intorno all'area del Teatro Politeama. Un giovane di 20 anni è stato picchiato dopo essere stato avvicinato da 6 persone che, con la scusa di chiedergli l'ora, lo hanno avvicinato e poi all'improvviso, senza un perché, lo hanno aggredito colpendolo più volte fino a spedirlo in ospedale. Il giovane è arrivato a Villa Sofia con un trauma facciale. Adesso vi mostriamo delle immagini che hanno dell'incredibile. Una fuga da film il 1° maggio a Catania. 2 minorenni in scooter che non si erano fermati all'alta della polizia hanno investito un agente e poi sono stati catturati dopo uno spettacolare inseguimento in elicottero. Il servizio è di Eva Spapinato. Stiamo inseguendo l'SH. Finale Kennedy, siamo quasi a Leni. Sembra un film d'azione americano con l'elicottero della polizia che insegue i malviventi e in collegamento radio con la centrale indica minuto per minuto la posizione dei fuggitivi. E invece siamo a Catania il 1° maggio durante un pomeriggio di ordinaria follia con il viale Kennedy sorvegliato speciale dalla polizia e 2 minorenni in sella ad uno scooter che travolgono un agente per non fermarsi al posto di blocco. Via Quintella Morto, direzione via della Concordia. Incomincia così un inseguimento senza sosta, lo vedete, per le vie aeree e di terra. In strada equipaggi in moto delle volanti e della squadra mobile. In volo un elicottero della polizia che è riuscito ad agganciare lo scooter grazie ad una sofisticata telecamera di bordo, documentando tutte le fasi della fuga, così da indicare sempre la posizione precisa dello scooter. I 2 minorenni sfrecciavano tra le vie della città, zigzagando tra le auto e mettendo in pericolo anche gli automobilisti. Alla fine sono stati bloccati, lo vedete, e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale in via Ammiraglio Caracciolo. L'agente è stato soccorso dal personale del 118 ed è fuori pericolo. Lo scooter non è risultato rubato, ma non aveva né assicurazione né revisione. Prende qualche frattura alla gamba. Gli arrestati sono stati multati per 6.000 euro e rilasciati con diversi obblighi. E adesso il meteo. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la Sicilia dalla giornata di domani. Il maltempo interesserà progressivamente il sud Italia, portando precipitazioni soprattutto temporalesche sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia. Sono previste precipitazioni da sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia centro-occidentale e sparse sulle restanti zone. Il settore ovest dell'isola sarà interessato anche da venti localmente forti, mentre le temperature scenderanno in diminuzione, dunque anche le massime. Adesso parliamo della siccità a Palazzo Chigi. Dunque il governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza idrica in Sicilia, interventi a breve e medio termine, 20 milioni di euro sul piatto per la regione, ma gli agricoltori si sentono presi in giro dalla politica e sono pronti a proteste eclatanti. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Nuove autobotti per i comuni in difficoltà e trivellazione, rigenerazione o riattivazione dei pozzi. Sono alcuni degli interventi a breve termine disposti dal Consiglio dei Ministri, che ha deliberato lo stato di emergenza idrica in Sicilia per 1 anno. Nei prossimi mesi potrebbero essere riattivati anche i dissalatori di Porto Empedocle e Trapani. Stanziati 20 milioni di euro, che potranno essere incrementati. Se il presidente della regione Schifani plaude al governo, agricoltori e allevatori la pensano diversamente. I soldi che sono stanziati, questi 20 milioni di euro, sono per la crisi idrica e non per l'agricoltura. C'è qualcosa che
si vuol far confusione, perché la siccità non è la crisi idrica, è anche la crisi idrica, ma la siccità è un'altra cosa, la siccità comprende tutto. Invece i 20 milioni che sono stati stanziati per l'acqua che non arriva nelle città. Per loro servono interventi concreti mirati al comparto. Continuando così, dicono, tante aziende chiuderanno i battenti. In vista delle europee, molti gli incontri con i politici, ma si sentono presi in giro. Tutti i nostri politici continuano a fare campagna elettorale e ci dicono poi vedremo, ma poi l'agricoltura non può aspettare. Nelle ultime settimane i trattori hanno lasciato le strade delle città, ma già a breve potrebbero tornare le proteste, questa volta molto più eclatanti. Non con i presidi a norma di legge, ma qua, visto che la legge non ci ascolta nessuno, dobbiamo per forza, siamo costretti a non rispettarla più. Sentite, abbiamo parlato di siccità, di acqua che non arriva nelle città, noi invece ci spostiamo a Librino, periferia di Catania, dove paradossalmente l'acqua si disperde. I cittadini sono esasperati, hanno addirittura realizzato una mini diga e un singolare tracciato per deviare il flusso. Ci racconta tutto Tonino De Mana. Mentre in Sicilia manca l'acqua e il governo decreta lo stato d'emergenza nazionale, a Catania l'acqua si disperde. Esce copiosa e da più punti dalle palazzine di Viale Moncada 16 a Librino fino ad arrivare quasi nel piazzale dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa. In una terra assetata e con migliaia di siciliani senza acqua sembra davvero una beffa o uno scherzo. Purtroppo è tutto vero. I residenti della zona, esasperati, hanno addirittura cercato di deviare il corso dell'acqua che altrimenti rischierebbe di finire nei pressi di una cabina elettrica sotterranea. Non sanno più a chi rivolgersi, sono sfiduciati anche perché non ricevono risposte. È da più di un mese che cerchiamo di contattare la Sidra e oggi finalmente ci hanno risposto. Appena hanno sentito Librino hanno attaccato il telefono, non so perché. E poi dicono che in Sicilia manca l'acqua e qua la disperdiamo l'acqua, qua non siamo cittadini di Serie B a Librino. L'acqua che, vedete, finisce a valle attraversando un percorso pedonale scivoloso e pieno di insetti. Non certo una passeggiata di salute. E siamo a Catania perché arriva un primo sì alla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, piazza del Castellursino, meglio conosciuta così. Occorrono però dei servizi pubblici più efficienti. Le sollecitazioni arriva da AB e Tenea, mentre Confesercenti lancia una controproposta all'amministrazione Trantino. Il servizio. Tiene banco e non si spengono le polemiche sulla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia, con residenti, commercianti ed operatori del settore turistico che chiedono migliorie al comune di Catania. Pedonalizzare può andare anche bene, ma bisogna mettere tutti in condizione affinché la città e il suo tessuto economico non ne risentano. Servono parcheggi e soprattutto occorre pensare ad un servizio pubblico efficiente ed affidabile, come conferma il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Dobbiamo certamente potenziare il trasporto pubblico, ripeto, renderlo competitivo rispetto al trasporto privato. Io scelgo l'auto perché non so come raggiungere l'altra parte della città, o comunque se aspetto il mezzo pubblico non c'è una certezza di frequenza, non c'è una certezza di orari. L'amministrazione Trantino tira dritto nel suo percorso di mobilità sostenibile, ma Confesercenti ha una controproposta che illustra Andrea Finocchiaro. FIAPET Confesercenti Catania ha presentato una controproposta all'amministrazione comunale appoggiata sia dai residenti che dai commercianti, che prevede la possibilità di lasciare aperto il varco lato destro del Castellursino dalle ore 7 alle ore 19, in modo da non inficiare sulle attività commerciali presenti. L'arrivo dell'estate darà risposte a tutti. Adesso a Messina, dove si lavora per la riapertura dell'area dove sino a una decina di anni fa veniva allestita la famosa fiera campionaria. Oggi tutto è cambiato e tra poco la città avrà restituito il suo lungomare. Francesco Triolo. La tradizione, la storia di Messina è legata a quell'area, la fiera campionaria era un appuntamento fisso dell'estate messinese. Da un decennio però quello spazio a ridosso del mare era rimasto chiuso, lasciato nel degrado, sino alla decisione dell'autorità di sistema portuale dello Stretto di riqualificarla investendo oltre 5 milioni di euro, un lavoro di restituzione alla città del suo waterfront. Il 70% dell'area sarà consegnata alla città entro il mese di agosto, il resto potrà essere completato entro la fine dell'anno. Sino ad un anno fa quest'area era nel degrado di decenni di abbandono. Già vedere il mare, aver recuperato questo scorcio per Messina e per i messinesi è una grande conquista. È una riconquista che la città meritava
perché il mare ci è sempre stato negato da questi spazi che sono straordinari per come già in questo momento in cui ancora insistono i lavori si può osservare. Stiamo facendo di tutto per rispettare questo impegno che abbiamo preso nei confronti della cittadinanza. Saranno fruibili oltre 15.000 metri quadri per una passeggiata a mare naturale tutta verde con 8.000 fra piante ed alberi che avranno un valore aggiunto. Messina è pronta a riappropriarsi finalmente di uno spazio vitale. L'attivista Patrick Zaki oggi è stato alla Core di Enna, all'Università Core, per parlare agli studenti perché coltivino la libertà d'espressione. Per Patrick Zaki, torturato e rinchiuso in un carcere per 20 mesi nel suo paese, è pericolosa l'azione di Israele nel non accettare il cessate il fuoco. Servizio di Roberta Luni. Diritti umani, libertà e integrazione. Si parla di questo oggi all'Università La Core di Enna, con un ospite che è arrivato proprio nel luogo dal quale il presidente Mattarella aveva gioito per la sua scarcerazione. La gioia di Mattarella ieri è quella di Patrick Zaki oggi. Per l'attivista egiziano, con alle spalle l'arresto, la tortura, 20 mesi di prigionia in Egitto, rinvii, sentenze di condanna e poi la grazia del presidente egiziano, la presenza a Enna tra gli studenti, su iniziativa dell'Ateneo con l'associazione Occhi Blu, è parte del suo sogno di parlare ai giovani con la speranza che coltivino la libertà d'espressione. È un momento difficile anche a causa della crisi che c'è in questo momento in Israele, in Palestina, anche in Italia. È un problema globale e geopolitico, però il suo impegno continua. Dopo le polemiche per le posizioni espresse sul conflitto israelo-palestinese, Zaki confessa di avere sempre il pensiero alla striscia di Gaza e palesa il timore per la scelta di Netanyahu del non cessate il fuoco. Da egiziano è molto preoccupato perché questa mossa da parte di Israele potrebbe mettere a rischio la pace fra l'Egitto e l'Israele. Agli studenti ha parlato della sua esperienza tragica e di ferite che non si potranno rimarginare, specie quelle psicologiche, tutto contenuto nel suo libro Sogni e illusioni di libertà. E se spesso sogno e disillusione vanno a braccetto, secondo Zaki, c'è anche chi il sogno l'ha raggiunto. Chris Obey, da migrante, adesso è un musicista e vive a Palermo. Kuti ludessi, katai alassari, me chiulamoti e non chisto dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, shade del mio cuore, l'amore mi sei tu. Ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio. Resettare tutto è l'obiettivo del Catania in queste settimane in attesa del debutto nei play-off. Ieri a correre ha parlato l'attaccante Rocco Costantino, che ha evidenziato come la squadra sta lavorando anche in questa direzione. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Il conto alla rovescia è iniziato, il Catania guarda all'inizio dei playoff e cresce l'attesa, sognando qualcosa che non è mai avvenuto nella storia. Mai una squadra che si sia piazzata oltre il quinto posto in classifica e mai una vincitrice della Coppa Italia di Serie C è stata promossa tramite i playoff. Ma i rossazzurri, oggi di nuovo in campo dopo la giornata di riposo, stanno vedendo crescere le proprie ambizioni e anche la consapevolezza delle proprie potenzialità, come ha sottolineato Rocco Costantino a Corner. Credo che poi questa squadra ha sempre risposto nelle partite decisive, non solo in Coppa Italia, perché poi chiaramente semifinale e finale erano partite decisive, però anche in campionato, quando c'è stato magari qualche crocevia un po' bruttino, diciamo così, penso che la squadra abbia sempre risposto nel modo migliore. Si dovrà adesso resettare tutto a livello mentale soprattutto, ma anche Costantino ha sottolineato come i rossazzurri nei momenti decisivi del campionato hanno sempre dato risposte sul campo. Io penso che siamo stati forti anche un po' noi mentalmente, perché poi quando ci sono stati quei momenti dove la squadra caricava così tanto le partite, per esempio anche l'andata della Coppa Italia con il Rimini, ok, l'abbiamo persa, ma non c'è stato tutto questo scoramento, ok? Chiaramente volevamo recuperare in campionato, volevamo dare continuità al campionato, che è quella che
ha sempre mancato, no? Qui, però poi ci sono stati anche momenti in cui quando c'era da caricarla nel modo giusto e arrivare a un punto, cioè a un risultato finale, tipo ecco, anche il passaggio in finale poi con il Padova, abbiamo risposto, cioè è stata questa penso una cosa positiva di questa stagione. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.